Piccole imprese vulnerabili, stremate dalla crisi, vengono annientate e usate dalla malavita organizzata per traffici loschi. Il Veneto è ancora scosso dopo l'ultimo blitz che ha portato a galla ramificazioni delle cosche 'ndranghetiste, non più solo infiltrazioni mafiose, ma presenza, così l'ha definita il procuratore antimafia, spiegando la vasta operazione di carabinieri e guardia di finanza. Per contrastare questo fenomeno bisogna contare su una forte rete sociale, da qui la risposta delle associazioni di categoria, in primis degli industriali. Noi chiediamo a tutti gli imprenditori di, dove possibile e anche dove non sarebbe possibile, denunciare queste cose, e noi siamo al loro fianco per fare maggiore luce e per attivarci affinché venga trovata la migliore soluzione. Gli altri, devo dire che noi non possiamo sicuramente considerarli imprenditori, gli altri sono delle figure che creano solo del male. È stata proprio la denuncia di un imprenditore trevigiano, titolare all'epoca dei fatti di un'azienda di Galliera Veneta, a dare il via con la sua denuncia alle indagini. Con il racconto ai nostri microfoni ha rievocato gli anni durissimi delle minacce e della paura. Imprenditori che vanno sostenuti e forze dell'ordine che devono poter avere sempre informazioni aggiornate. Per questo la Camera di Commercio di Padova scende in campo con uno strumento importante. Una delle società partecipate dalla Camera di Commercio è Infocamere. Infocamere è il detentore del registro delle imprese ed ha una banca dati di grandissimo valore dove può estrapolare qualunque tipo di informazioni che possono essere utilizzate poi anche per le forze dell'ordine. Parlo per esempio del caso di cambiamenti nell'assetto societario, di nuove entrate, eccetera, oppure di avvio di realtà nuove, magari in aree non territorialmente non vocate.